i curiosi stiano a casa, prima di tutto perché quello è il luogo e scenario di una tragedia unica, e fra l'altro è una tragedia che ancora è vicina anche come tempi, e dall'altro perché abbiamo uomini volontari e forze schierate per ripristinare lo stato dei luoghi, che non hanno bisogno di gente che fa confusione e va lì a intralciare il traffico. È categorico il presidente del Veneto: non si può andare nelle zone del disastro per curiosità. Un'indicazione subito fatta propria anche dai residenti della zona, che da giorni hanno steso questo lenzuolo che non ha bisogno di commenti. Del resto, già durante la mattinata di domenica, in mezzo ai soccorritori, si erano confusi gruppi di curiosi, alcuni allontanati materialmente dal presidente. Io mi sono permesso di dire che a tutela anche del ricordo di queste persone, vedere gente con i bastoncini da North Walking o gente che passeggiava col cane, col cagnolino, come andare a fare una scampagnata in un posto dove qualche ora prima hanno perso la vita 4 persone, direi che non funziona così, e finché ci sarò io continuerò a dirlo. Però già da ieri, complice la vicinanza con strutture vacanziere, sembrava aumentata la presenza di veri e propri turisti del macabro. Da qui nuovamente l'appello del presidente. Mi sento di rinnovare questo appello, so che i veneti sono persone per bene, evitiamo di andare in quei posti, in quei territori che sono stati scenario della tragedia per fare turismo. Ci si può andare, per chi crede, per fare una preghiera, per un momento di raccoglimento, ma non sicuramente per andarci a spazio con il cagnolino a fare footing o robe del genere, che ho visto che sono disdicevoli e vomitevoli.